tutti sono chiusi oggi, eh? Guarda Giacomina, a parte il camper di Thomas, ma vuoi dire dopo, guarda là, hai visto? Mi guarda un bau fuori, un bau, visto? Ognuno ha il suo panorama oggi, hai visto? Sì. Ti hanno ingannata col gatto delle nevi, in realtà non c'era nessun gatto e te ci sei rimasta male. Il gatto delle nevi? Sì, era Roberto delle nevi, eh? Ah, quanti inganni, perché sennò non mi fai sedere, sai, non ho capito, io ti nutro, ti faccio tutte le cose. E quindi abbiamo detto che dopo lui il tuo cibo se lo mangia lui. Sì. Ammettilo, scommettiamo. Quindi dopo gli facciamo la foto mentre mangia le tue pappe. Mangio le pappe del CP, le pappe di Emi. Provati. Poi ragazzo, dal parcheggio del lago di Santa Croce ti puoi spostare tranquillamente, oppure anche agitato, vedi te, nel Nevegal o sul Nevegal. La distanza, tenendo un'andatura, perché l'avevo già detta, tenendo un'andatura dei 40 all'ora, senti come per far quasi adesso tipo i giornali, qui che spiega robe fatte qui, e sarà di circa un quarto d'ora. Esatto, basta che stare in casa e fuori. Supera così o meno cosa. Dai. Cioè adesso non mi tiene più la marcia, porca Dio, stupidi come la merda proprio. Niente, devono passare così per rallentarmi in salita, sommare in guarda, ero già a filo di se la patente l'hanno fatta del pescivento, non l'hanno fatta. Guarda le nevi, pani. Tutto pani da nevi. Guarda se il gatto delle nevi. Vedo camper se parcheggiato. Ragazzo, niente, eravamo proprio in cima di quelle salite che non ti dico e purtroppo è strapieno, ma tanto strapieno, questo dove deve andare? E vai, abbiamo trovato un buco, anzi Thomas l'ha trovato, grande Thomas, in tanta vagi, sarebbe in tanta mona. No, e dopo uno non l'ha da inrabbiarsi. Allora, per la prima volta Mirko e Maria, gli ospiti miei, guarda, ti vuoi il coraio? No, adesso butto su io quella roba e te la riporti a casa, Dio. Non si porta niente a casa. Sepolla? Dammi che taglio. No, sepolla? Dammi che taglio, no, per favore. Sì, vedi ragazzi, a fare amicizia. Thomas ha trovato il reporter di guerra che avevamo trovato lì al lago, che non è lui, no, lui è Pelus, non c'entra niente. Era lì, è venuto per prendersi le lodi, ma non c'entra un cazzo. E grazie a lui gli ha detto a Thomas il parcheggio nascosto qua e cazzo abbiamo trovato posto. Sono strafelice che ci ha raggiunto anche Mirko e la Maria e Thomas le devo spaiare fuori. Ciao cane di Roberto in versione natalizia. E questo ragazzo, che insomma alla fine parlo, a parte sì, ok, per ricordarmi le cose che abbiamo fatto, che è sempre bello, è una sorta di fotografia del momento, no? In video forse a volte è ancora più bella della fotografia, no? Ma è anche per dirti, guarda, questo è il giardino dove ti ritroverai. Ah, magari scrivimi nei commenti, Singano, mandami la posizione GPS, che così scrivo. Camper di Roberto che si cambia. Esatto. No, sono quello incazzato col tipo di prima, che quando uno è pirla lo vedi sempre, che pirla sempre, non è che uno è pirla occasionalmente. Ah, quello che ti ha... Ma Dio caro, cioè, vedi che un camper è là che per miracolo va su, lo sorpassi per frenargli nel muso, cioè, che cazzo sorpassi a fare che c'è coda? Sono là che vado per miracolo. In più dopo era lì in curva che blocca la curva con la porta aperta. Sì, ma vedi che sono là che aspetto, la chiude, no, la lascia aperta, cioè quando uno è scemo sempre. Divieto il camper, poi guardo parcheggio pieno imbarcato di auto. E come cazzo torno indietro? Devi fare le manovre sul toccante. Senti la Lombardia che dice figa ogni mezzo secondo. Non c'è per quello. Slittini gentilmente offerti da Roberto. No, quelli grissini, quelli del motorhome. E si trovano al Decathlon. Anche la Maria ce l'ha il cappello con le palle.
Aspetta, Emi, dobbiamo andare a vedere la vastità. La vastità, no, è un po' di più la mia vastità, perché là viene bloccata dalle montagne. La mia vastità andrebbe un po' oltre. Aspetta che Thomas mostra il suo pisellino. Ah no, devo tirarsi su. La vastità. Sali su, CP! Pronti? Via! Sulle gambe! Aspetta! Via anch'io, via Emi, fuori dai coglions! Via Emi, come sbriscia! No, cane! Ah! Cazzo, come vanno quelli di Roberto? Guarda una mongolfiera! Che bello, le mongolfiere di Corel Draw! Lì è il 3-2, che figata! Però io forse non le ho mai viste in vita mia le mongolfiere, forse. Quindi, amico, no. Questo è una roba che proprio, guarda, l'anno passato compravamo con le Super non so quante volte. Anche con qui. Vado, io vado. Ma la cerozza, no, vai, gira, oh, gira. Cazzo che morbida che è. Mirko, vai, vam. Porco cane. Vai, prima te. Vai, vadi, no. E che prendiamo? No, io prendo quello. No, io aspetto. Eccolo. Ecco, a Maria a dita. Aspettate che passino le persone prima di andare giù. Hai ragione. Scusatemi, ma... Dai, vivi. Pronti? Beh, andrò da solo. Via. Vediamo se riesco a guidare così. Guarda. No, merda. Quanto tempo, cane. Ma buttatevi assieme così facciamo un disastro ambientale, una cosa. Occhio CP, guarda Emi, guarda. Occhio l'Alessia che si fa il dolore fisico. Vai Alessia, fatti il dolore fisico. Madonna, anche così, anche mette 3 ore per partire. Vai nel palo qua. No! Anch'io! Oddio! Vai! Frena, mi raccomando, che è il buron! Tira la leva! Che cartone! Maria! Dio, Maria! Vai, monta! Via! Hop. Oddio! Sì, è 2 posti, perché stai in 2. Sì, stavo facendo la recensione. No, voglio provare ad andare senza vedere cosa succede. Curiosità. Ah no, non vai, no? Forse di lato. No. Vai Pampino! Vai! Sei andato! Se siamo visti vivi per l'ultima volta. No, non si sa mai. Salutate il mondo. Meno, sai, responsabilità che vanno. No, c'è la recensione di sto Pissalis, che io conoscevo la pianta a livello commerciale perché le vendevo in vaso. E praticamente il frutto del Pissalis dovrebbe essere estremamente ricco di vitamina C e sostanze, questo è l'alcol che parla, antiossidanti, ok? Attenzione, la foglia è molto tossica, non va assolutamente mangiata, si mangia solo il piru qua che è già tutto appiccicoso. Boh, proviamo, io provo, dai, anche voi. Aspettiamo 10 minuti dopo lo mangiamo anche Mi sa noi. che questo è da Cina, da Corea, robe varie. Molto strano, quando loro hanno finito ti dirò la mia prima impressione sul primo gusto, a cosa assomigliava quando loro hanno finito. Mirko, hai fatto? No, aspetto i 10 minuti. No, Giacomo, non succede hai lasciato là tutto il pranzo e non vai avanti a Potazzi. Aspetto là 10 minuti. No, buono, mangiabile, non ti preoccupare. A me non è piaciuto. Dopo quando Mirko ha finito dico da cosa sapeva appena Per messo in bocca. me è neutro. State per morire? No, Che sa da uva, Sì? Dopo sa da uva, è vero, dopo. dopo. adesso ma pare no. arancia. All'inizio pare arancia secondo Mirko. Mia all'inizio, adesso che tutti hanno finito, pare a vomito. Sapeva proprio da vomitino, con te che vomitare all'inizio. Dopo si sposta in uva, arancio, chi gusti là. Forse Però- dipende da quale tabacchi.
Mangiateli. Molto particolare. Italia, il momento è catartico, nel senso che abbiamo catato Francesco che a 47 anni si butterà giù per la prima volta con lo slittino. Emi, vai dalla Alessia un attimo. Dai, dopo ti investono e non in azioni. Uccidi la neve, ciappala! Guarda che tipo. Ucci che fa valanga, ecco come nascono le valanghe. Ecco. Vai Pilus! Pelus! Ma no! Dai, ti sei pilongo di Alessia! Muovete! Pelus, Pelus, Pelus! Vai! Incoraggiamento nei commenti anche se non siamo in diretta! Eccolo! Eccolo! Uah! Addio Pelus! Occhio dietro! Occhio! Aspetta che parte! Oddio! Vai Pampina che siamo pericolosi! Vai! Nemo? Roberto via in 3, vai! No, dei leggeri problemi stare su. Si dice, quella volta, sai quando racconti le cicatrici, le ferite? Quella volta con gli amici che ci hanno detto andate che è sicuro e tranquillo e noi, 2, 1, via! Io col peso! Ah! Eccola! Vai! Su strumore! tanto. Guarda che si possono agganciare due e fare il trenino, ascolta. Ah, se puoi attaccarsi uno più che altro. Senza. Vai, salto! Salto! Tira le gambe! Thomas, ti hanno battuto, quello è a petto nudo. Quanta neve, Emi! Emi, vieni su che puliamo le zampine. Brava, vieni amore, vieni, ferma lì. Brava, ferma lì, no, ferma lì. Ecco, vai nella cuccetta. Eccola, singano se parito, non è tenuta da mountain bike. Pensando così tra me e me, che capodanno fantastico con gli amici e la Alessia Giacomo in camper nella neve così a divertirci con gli slittini. Vai te? No, sono scappato. Aiuto! Ah! Uddio! Aia! Aia! La mano! Dolore, non cammina! Mi sono Bruciato col freddo. Ciao Mirko e Maria! Bravo Giacomo! Che bravo! Via Slachin al teatro. Ti commenti. Ciao Slachin. Jacqueline, sei in diretta su Yuri TV. Slachin e Fabrizio. Beep, no? Cosa? Sono tutti qua che mi prendono per il culo. No. Via tutti! La bella vita di Thomas, vedi tu? Lui si mette là col carreghin e guarda il sole. Mi raccomando sempre con gli occhiali al sole perché se non sei abituato qua a neve te c'ha la vista. E via. Guarda che bei che siamo. Mi pare essa così era vacanza di Natale 90. Ma proprio il 90, no? Il 2001, no, proprio il 90. E tu Italia, qua noi altri in Veneto siamo talmente imbriagoni che invece verbe fane e robe del genere sa scimmia. Perché scimmia nel nostro linguaggio si intende tipo ubriacatura. No, ci hai disturbato, stavamo facendo gli esercizi per non fumatori. E si fa così. Fa male la palla. Figata, notiamo io e Cesco che sono tutti attrezzati con i bacchetti e scarpe chiodate, no? Perché c'è anche tipo o le ciaspole. Sì, quella da aggiungere alle scarpe. Sì. E noi altri con le scarpettine perché ne piace l'avventura. Sì. Esatto. All'alba sbrissierò. E si sbrissa Roberto. Questi simpatici amici che ti portano nei burroni della morte ti dicono dai, vieni a vedere com'è, così poi assapori meglio la guida, no? Vedi? Ok, bene, il mio istinto di salvaguardia mi dice sì, ma non torna un po' indietro. Ecco, vedi?
In questa clip puoi immedesimarti nel Francesco Pelus che assapora il gusto della morte e dice: ma non so se riempiengo, sono a posto. Mi ha detto giustamente, ho già abitato al 4º piano, quindi ho dato Fufi di Roberto. Guarda il lago, che forte, è lago. Sì, come ogni puntata dal 2018 a quel che è, Singano deve stare sempre, dico sempre con le vertigini eccetera, e dopo mi ritrovo sempre in cucussi e montagne. Mi metti se è possibile questi misteri. Certo che Thomas quando del parte, Io caro, Madonna. cosa cangaro. Andiamo a scivolare. Tanta gente, accidenti. No, devi fare il video dei piccionzini, vedi tu? Ti ha detto no, io devo riprendersi. I piccionzini, aspetta col sole anche, eccolo là col sole, che bella ripresa, che clip romantica. Italia, non sta mai fiate di Thomas. Che Thomas ti dice è un piccolo anello, no? È un piccolo anello nel linguaggio di Thomas, vuol dire che sa andare in tanta mona dritti di qua e dopo sto in Rio, ma no ad anello, cioè via. Come una roba del genere l'hai fatta con un amico? Sì. Chi ti fa fare cose del genere non è un amico, c'è uno che ti vuole male. Allora che ho contato che c'era un ristorantino vicino al nostro campeggio, no? Perché avevo voglia di frittura e pesce, ma mi conosce sto ristorantino? Montagna? Ah no, No, Jesolo. Io ho detto, di qua proprio qua dove passi. E da Cavain l'ho portato fino a Jesolo Pineta. Se li impara. No, conoscendo, guarda, vedi già gente che si mette robe strane addosso. Allora, conoscendo i personaggi qua, i discorsi, sicuro dopo quella salita là c'è tipo un burrone o roba del genere, occhio. Sì, ma guardi, cammina qua neve così col tacco da 12. Chi è il tacco da 12? Io ti ho mai visto io camminare sulla neve col tacchi? Ah, non so. Lo fa. Ah sì? Buono ragazzo. Non sai vertigini, quello prima di arrivare su. Il corpo si prepara in anticipo. La vita sta sicuro che Thomas ti porta in tiburoni. No dai ragazzi, che se un piccolo spiazzano, che sei subito il buron, quindi non fermo a fine dei lemming. Bello, guarda, Thomas sente il cucuso là. Ciao Thomas, ciao, cucu. Non sente. Guarda, Pilus. Allora che ti saluta. Pensa Cesco, la nostra vita come è condizionata, sia te che i ragazzi là in fondo stanno parlando di iPhone. Cioè, pensati in una montagna, in un raggio di 20 metri, tutto io che parla di iPhone, Sì, manca, io compro ricondizionato come te, non ti pensi. Sì. Angolo culturale, faunistico. Devo sempre fare io, Sì. quark speciale. Sì, special quark. Allora, tra la nostra zona, la mia zona, quindi Pasiano, Pordenone e Portogruaro, che è pieno di campi, è pieno di poiane e anche di gheppi. Però era più bello le piende poiane. Le piende poiane. Oh, vedi che diverso. La roba bella è che tante volte in autostrada te le vedi sui cartari frangenti posate che guarda così le macchine che passano. Tranquille, belle. Spettacolari. Spettacolari. Me la son persa, anzi ce la siamo persa per colpa mia, te la sei persa anche tu. C'era uno che è arrivato sparato con gli sci e il suo cagnetto che correva dietro. Ah sì, l'Arcadia. Mi è appassionato del Lego. Sì, no, perché mi sta a fare un regalo. E tu anche a Marilena, ti che ti guardi il video. Ti ha regalato un bel Lego. E tu? Non parla altro? Di solito qui in giro parla di ciccia. Questa era una steampunk. Skate punk. Sì, no, non si può. Ma se vai con lo slittino praticamente fai Colin McRae. Ma no, scherzi, i colli te fai e dopo te va a trovare McRae. Bene, adesso vedremo come la gente normale, con le scarpe normali, senza rampini, fa questa discesa della morte. Tecnica numero 1, steghe da arriva al pelus, ok? Così se te lo di sotto va contro il pelus che è morbido, vedi tu, è anche largo, ti occiapi è sicuro e te fermi. Ogni tanto c'è lo sbrisciamento. E anche a Pastuano l'attività fisica abbiamo fatta. Francesco, che panorami, che colori.
Ma cosa, col camper? No, snowboard. Ah, boh, conoscendo gli altri. Il mio livello di pisciamento ha sorpassato il livello extreme. Ci sono detto un buso, ti fai finta di questa roba Di caldo, ma Non capiscono. La scivedura, quella da dire. Cosa? Da Dario il Pinna. E da Dario il Pinna, guarda gente che avevamo da Dario. Ma sì, ti va da Dario il Pinna e te vede, Dio povero. Era là dove eravamo, sul Buronaus che aveva fatto volare il drone. Ah, fatta. Oh, sono voluto fare una puntata dedicata al pissio. Sì, ha fatto che godo a pissare, perché mai nessuno ha mai fatto una puntata dove che uno che scampa a pissare, e quindi fatta. Buonanotte Italia, da questo paesaggio, ma anche da quello, perché chi ho questo la serva. Italia, dai che anche GoPro più o meno si regala questo tramonto, più o meno. Cioè io dal monitorino lo vedo sufficientemente frufru. Scrivi nei commenti il grado di frufrosità. Vogliamo concludere questa fantastica puntata, o meglio no, la puntata di merda di questa bellissima giornata, inaugurando il proseguo che ci ha portato Mirko e la Maria con questo fantastico tramonto e questo fantastico scorcio. GoPro fa la brava. Adesso non per far battibecchi con le religioni, però i preti dicono prendete e bevetene tutti, beve sul calore, noi altri no. Tu che ne riuscito? Mangia a te. La percepisco tipo quei fastidi alla spalla. Ho per una storta oggi. Sento tipo premere. Una presenza. Non so, se quando ti preme ti senti schiacciato i muscoli, le ossa. Non so, mi sento. Spalla destra o sinistra? La destra. Sento tutto compresso, proprio. Io vedo qualcosa con due buchi che credo sia un naso, due occhi. Aspetta, si sposta. Ah, vedi? È un goccetto di vino anche, cane? Segui ogni mio movimento. Sì. Non sto facendo il lago. Sei tutto bagnato? Ciao sorella. Ciao babà. È che tu non vedi le espressioni perché ce l'hai a fianco. Tu proprio vedi un umano che non capisce, non comprende, che c'ha... Fammi assaiare qua amica e ti dice se è cotta o cruda. Cos'era, Amy? Cosa hai mangiato? Boh. Un povero cane. Guarda che espressione. Sì, ma io quando mangio, cioè non è che mi metto là nella tua spalla a guardare la tua ciotola così, cioè capisci? Non è che dopo passo per bastardo. Mangiamo tutti e due. No, tutti li stai mangiando, io mica ho pape Sì, qua. no, ma in generale nella vita, nelle giornate, tutti e due mangiamo, nessuno dei due manca, solo che te fai la parte della morta di fame, sta là così, come tanta gente che conosco. Io non, invece no, sto nel mio. Sì, secondo me, Amy, mentre mangi dopo, guarda, prendete un goccetto di vino per mandare giù meglio, vedi? No, ti fa Casomai dopo, mentre tu mangi, cane, Fritz si appoggerà sulla tua spalla e guarderà la tua ciotola. Posso mangiarmi le passate saltate in padella, tagliate rigorosamente a mano, E sbucciate. da mani sapienti. Amy? È una cosa di... Sì, piano? Ok. Amy, ti tocca. Aspetta, buttagli giù il sale, buttagli giù il sale. Sì, che se no fai ritenzione idrica, cellulite e quest'estate si vedono tutti i buchi sulle cosce quando sei in costume. Non sopra la tavola. Non sopra la tavola, guarda che fabbricciole e sbavamenti questo cane. Guarda qua cane. Che sacrificio. Guarda, fini occhi lucidi. Oh, che buono. Non sopra la tavola. Ma perché voi mangiate sulla tavola? Dai, sto mangiando di Amy, di non rompere le balle che sto mangiando. È uno che ti guarda così mentre mangi. Ah, com'è uno che ti guarda così mentre mangi? Guarda il milord che adesso si è acculturato, vedi, non ti vedi col suo libro, va a posa, va anche le gambe accavallate, vedi tu. Il signore gradisce un brandy? L'impianto audio di Pulming è una roba unica. No Mirko, no, il sub no, perché Mirko ci ha proposto il sub non so quante volte ma non ho spazio, no, e va anche troppo bene così.
Vai Sigari!